Un commento anche dalla parte di Gravina. Abbiamo qui con noi Saverio Privitera al termine di questo match che si preannunciava e lo è stato molto difficile al cospetto della capolista. Gravina però ha combattuto fino alla fine e tu hai dato il tuo contributo stasera. Sì, beh, come dissi tempo fa sempre piacere dare una mano alla squadra. Ovviamente la partita era difficile, noi tra le altre cose eravamo in una condizione un po' così, eravamo un po' malconci per certi versi, però ci è mancato qualcosa, ovviamente come il risultato stesso dice, però ce l'abbiamo messa tutta. Assolutamente, chiaramente l'obiettivo di oggi era fare la vostra figura sul parquet del Palacus e ci siete riusciti. Adesso c'è invece un finale di campionato che si prospetta tosto e tra 2 settimane verrà qui un derby che si preannuncia accesissimo. Il CUS, che obiettivi siete prefissati e come pensate di chiudere questa stagione? Beh, l'obiettivo è quello che c'è fin dall'inizio, cioè arrivare ai playoff. Ovviamente gli scontri con CUS, lo scontro col CUS è importante per raggiungere questo obiettivo e quindi cercheremo di mettere il massimo impegno come facciamo del resto da inizio anno e sperando di poter recuperare e fare una buona prova. Grazie Severio, ti lasciamo. Grazie a voi. Da parte nostra adesso è davvero tutto. Sì, noi vi auguriamo una buona serata e ci rivediamo con il Gravina, quindi fra 2 settimane, mentre la prossima settimana Ci la vedremo con Rainbow l'inizio dei Via Grande. playoff della Serie BC unica al Palato Marchi di Via Grande. Buona serata. Una buona serata.